Quasi 900 milioni di euro nel prossimo triennio. Tanto costerebbero i precari degli enti locali siciliani alla Regione da oggi al 2016. Circa una novantina di milioni di euro invece sarebbe la cifra che dovrebbero sborsare i comuni come quota di cofinanziamento, circa il 10%. A conti fatti si arriva a quasi 1 miliardo di euro per fronteggiare 18.000 lavoratori socialmente utili dislocati nei 390 municipi siciliani. A giocare a loro sfavore però c'è il recente decreto legge 6614 che impone il blocco della prosecuzione dei contratti o di nuove assunzioni se l'ente pubblico non paga in tempi strettissimi i propri debiti. Non sarà consentita nessuna assunzione nemmeno per co-co-co o tramite contratti di servizio per le amministrazioni pubbliche che registreranno nei pagamenti delle fatture tempi superiori ai 90 giorni nel 2014 e 60 nel 2015. Le amministrazioni saranno tenute ad avere un registro unico delle fatture in cui confluiranno le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Secondo l'ultima analisi dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ben l'82% delle pubbliche amministrazioni siciliane ritardano nei pagamenti rispetto al limite massimo dei giorni previsti dalla direttiva. Facendo quindi una proiezione, stando così le cose, soltanto i lavoratori socialmente utili degli enti locali che resterebbero a casa sarebbero oltre 14.000. Da considerare poi, sotto le dipendenze dirette della Regione ci sono altri 50.000 precari circa provenienti da uffici diretti, partecipate, società e consorzi. Si va dai 24.000 forestali a 7.000 LSU, 6.000 ASU, per non parlare dei dipendenti a tempo determinato della formazione professionale, degli ex dipendenti degli sportelli multifunzionali, dei precari dei consorzi di bonifica. Anche il governo di Palazzo d'Orlean non è in grado oggi di rispettare termini così brevi per effettuare i pagamenti. Poiché la liquidità di cassa non è certamente una questione che si risolve dall'oggi al domani, è probabile che in Sicilia la situazione non sia affatto favorevole e si verifichino migliaia di licenziamenti nella pubblica amministrazione.